Finalmente siamo ritornati a casa dove appunto le nostre aziende per anni hanno potuto esporre i propri prodotti ed è poi adesso in un luogo anche nuovo, studiato ad hoc anche per migliorare l'aspetto anche visivo della piazza, che sicuramente diventerà una delle piazze più importanti di Treviso. Perciò dobbiamo solo ringraziare l'amministrazione comunale che ci aveva promesso che prima di Natale saremmo ritornati qui ed hanno mantenuto i patti e l'impegno, che non è cosa da poco perché era un lavoro importante, radicale, e averlo fatto nei tempi rispettandoli soprattutto credo che sia assolutamente ammirevole e fa capire che le amministrazioni, quando sono gestite da persone capaci, volenterose e dinamiche, si possono fare anche nel pubblico cose che si fanno regolarmente nel privato. Perciò noi siamo assolutamente soddisfatti, felici di poter ritornare a avere il contatto in un luogo così indicato nei confronti dei nostri clienti, dei nostri appassionati, dei nostri cittadini, consumatori che apprezzano da anni Campagna Amica. Impegno mantenuto, devo ringraziare l'impresa Colletto e Adria Strada che grazie anche a loro, al loro lavoro ininterrotto, sono riusciti a garantire le tempistiche. Siamo riusciti a fare un intervento complesso che riguarda tutto il quartiere e in questo caso siamo concentrati soprattutto nella riqualificazione della piazza, perché avevamo preso proprio questo impegno con la Coldiretti, con gli ambulanti, oggi di tornare dopo un anno di assenza, tornare a rivivere questa piazza e quindi a fare il mercato come da sempre c'è in questa piazza. Sono contentissimo, è un ritorno alle attività e quindi anche un ritorno alla normalità anche per i cittadini che vivono questo quartiere, per i commercianti che vivono questo quartiere, che hanno dovuto fare dei sacrifici, avere dei disagi. Adesso i lavori non sono completamente finiti, ci sono dei lavori accessori che però non limitano la viabilità, non limitano gli accessi e quindi verso febbraio riusciremo a completare il tutto per la gioia di tutti noi. Credo che non ci sia di meglio che venire qui e acquistarlo direttamente dai produttori, direttamente dalle aziende che ti possono anche spiegare, ti possono far apprezzare quello che è la produzione, perché ti spiegano anche realmente quale sia il processo produttivo. Qui non c'è una filiera, c'è un rapporto diretto fra il produttore e il consumatore, credo che sia la cosa più bella, più giusta da fare e il vero chilometro zero che nel periodo di pandemia sicuramente tanti cittadini trevigiani hanno potuto apprezzare.